Operazione Helios. La Guardia di Finanza, su richiesta delle procure della Corte dei Conti di Venezia e Bolzano, ha sequestrato denaro e beni immobili per un totale di 45 milioni di euro alla società QCI Basilicata SRL, ritenuta responsabile di un danno erariale per oltre 65 milioni, dovuto alla percezione indebita di contributi pubblici per poter realizzare impianti fotovoltaici. L'indagine è partita a gennaio. È consentito di individuare 41 società che si sono rese responsabili di un danno erariale di 65 milioni di euro. Abbiamo sequestrato beni per 44 milioni di euro nei confronti di soggetti che avevano falsamente attestato al gestore dell'energia elettrica nazionale il possesso dei requisiti per accedere a provvidenze pubbliche per la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici. La società aveva fondamentalmente subaffittato alcuni parchi fotovoltaici in Basilicata, facendoli figurare di potenza inferiore a 1 megawatt e quindi ricevendo illecitamente gli incentivi. Abbiamo scoperto questo giro attraverso una serie di importanti accertamenti effettuati anche con la collaborazione del GSE, indagini contabili, patrimoniali, indagini bancarie, valorizzando altresì l'esito delle indagini di polizia giudiziaria. Erano stati costituiti 9 parchi eolici in provincia di Matera. Questi erano stati locati a 40 società e frazionalmente divisi tra di essi, in modo tale che ciascuna di queste società potesse richiedere al gestore nazionale i contributi previsti. In realtà la gestione era unitaria e il parco, considerato unitariamente, non rispettava i requisiti previsti per legge. 8 le persone coinvolte che a turno gestivano le società. Sono 8 amministratori coinvolti, cittadini italiani e tedeschi, e 41 le società, tutte con sede in Bolzano, in passato trasferite da Padova. Ma non finisce qui. Stiamo sviluppando ulteriori accertamenti anche in relazione a alcune attività di collaborazione internazionale.